2 secoli fa, ed esattamente il 15 agosto 1824, nacque l'abate Don Antonio Stoppani, insigne geologo lecchese, autore del Bel Paese. L'anniversario è una buona occasione per noi del Bruco per proporvi un gustoso episodio di vita quotidiana ottocentesca, citato dallo stesso Stoppani. Quando noi vediamo le stampe delle diligenze che giornalmente da Milano si recavano in ogni città della Lombardia fino alla Svizzera, ci vengono in mente immagini romantiche di viaggiatori ben riposati. La realtà era invece molto diversa. Il biografo Angelo Maria Cornelio, nipote dello stesso Stoppani, riporta il racconto di quando Tonietto, così veniva chiamato da bambino, si recò con suo padre per la prima volta a Milano partendo da Lecco con la diligenza. Il viaggio fu per il fanciullo come il trasporto di un batuffolo, sballottato qua e là a seconda dell'interesse del conduttore e del numero e del capriccio dei viaggiatori che si moltiplicavano lungo la strada, costringendo la diligenza a una capacità superiore a se stessa. Bene, a Lecco padre e figlio partono da soli. A Olginate sale un signore, seguito da un altro padre con una ragazzina, saliti però a Carzaniga di Merate. Dato che la ragazzina soffriva la diligenza, Tonietto si trova seduto sul posto secondario, di spalle al senso di marcia. A Monza altri passeggeri e Tonietto si ritrova di fuori, seduto sul cassetto a fianco del vetturale. A Sesto sale un'altra persona, che si siede a fianco del vetturale, con Tonietto stretto tra loro due. Ormai giunti a Crescenzago, sale un'ultima persona. Il vetturale allora si siede sul predellino della carrozza, tenendo il futuro abate Antonio Stoppani in braccio e cercando di guidare i cavalli con l'altra mano. Il viaggio termina fortunatamente al Dazio di Porta Renza, gli odierni caselli di Porta Venezia. Così si viaggiava da Lecco a Milano 2 secoli fa.